e sì, è mancato forse il suo apporto lì davanti. Adesso triplo, se non vedo male, no, doppio forse, cambio. Doppio cambio per il Fracastoro. Forze fresche dalla panchina di Francesco Balsamo. Esce Gasparini. Che gara è stata la sua, il difensore centrale in maglia 53? Ma un po' in difficoltà sulla velocità dei 3-4 lì davanti, meglio, e alla fine è mancato qualcosa, ma forse perché nel complesso le Seghetti hanno dato di più, hanno avuto maggiore qualità e anche nelle scelte negli ultimi 16 metri hanno concretizzato ciò che è stato costruito. Probabilmente cambi offensivi, comprensibilmente per Balsamo. Sì, perché vedo il neo entrato mettersi a fare la punta, se non vedo male, Pietro Landi. Si può giocare dopo i cambi subito Leardini. Piccoli. Verticale da Santinato, con il destro va da Tosi. Grande giocata ancora una volta di Tosi, occhio perché quasi zona tiro per il 16 che fa un po' di finte di corpo, poi va con il mancino, arriva anche Santinato che prova a farla girare alto sopra la traversa. Si accendono il 16 e il 14 per provare a trovare il 3-0. Ha provato la conclusione a giro, la palla non ha trovato l'angolo giusto, più bassa, magari poteva insaccarsi all'incrocio, ma non è questo il caso. Tanto qui Vassena fa valere la sua esplosività, poi forse si aggrappa, un po' non necessaria come giocata quella fisica ad aggrapparsi del 17. Vediamo se il direttore di gara concede comunque rimessa laterale. Sì, già battuta. Poi va forte Spulbera a cercare di recuperare questo pallone senza riuscirci. Leardini apre da Piccoli, centralmente si va a vedere Viviani, vorrebbe il pallone, lo tiene, scambia con Piccoli, poi torna da Leardini saggiamente. Adesso Tosi sposta Piccoli da Santinato, forse vuole spostarla, poi prova a passare dove non c'è spazio ma lui lo trova ancora una volta. Santinato che poi cerca anche la conclusione murata e forse l'ha toccata con un braccio, ha fischiato fallo il direttore di gara. Era passato nello stretto il 14, attenzione adesso. Viviani vuole recuperare questo pallone aiutato da Santinato, mette davanti il fisico, poi forse si lascia cadere, se ne accorge il direttore di gara che lascia giocare. Da Moli invece lui si lascia cadere ma in maniera legale, nel senso che il fallo l'ha subito, allora calcio di punizione. Si è aggrappato Santinato da dietro, quindi punizione Fracastoro. Comunque prima che provasse a recuperare il pallone Viviani stavi raccontando che giocata stava ideando. Si era passato nello stretto in mezzo a due, una serpentina magica che poi però non ha trovato lo spazio per la conclusione, per un tiro a giro magari da lì. Tosi, anche lui grande protagonista di questa partita. Cercato ancora Santinato che vuole ancora la serpentina. Zona tiro per Santinato. La palla scendeva ma ha fatto la barba al palo, direbbe qualcuno. Si sta avvicinando sempre di più alla gioia del gol. Non l'ha ancora trovata ma sta prendendo le misure. Adesso altri cambi per le Seghetti. Esce Boner. Prestazione forse più di quantità che di qualità, ma anche la sua davvero preziosa. Dimmi se sei d'accordo, Matti. Sì, perché alla fine le Seghetti hanno svariato da una parte all'altra, da sinistra a destra, e Boner anche lui artefice di questo 2-0. Zampini sull'out di destra, come dicevi giustamente tu prima, forse non ha trovato lo spazio per accendersi. Qui cerca un compagno, lo trova ma spalla alla porta, non riesce a giocare. Landi, adesso rimessa per il Fracastoro con le mani Musu, proprio da Zampini. Prova ad andare. Nel tempo ultimi 10 di partita. Giusto. Musu sterza, arriva forte l'avversario, poi Zaninelli va da Landi, la palla c'era ancora il 59, vediamo se trova compagni. Apre, poi imbucata a cercare Landi che può riaprirla, scivolata provvidenziale
di Tosi anche in fase difensiva. Eh sì, palla piena, ha rischiato, però ennesimo intervento pulito della difesa delle Seghetti. Nonostante il rischio di una scivolata così ruvida all'interno dell'area di rigore, il pallone lo ha preso in pieno Tosi e quindi, come hai detto giustamente tu, provvidenziale il suo intervento. Tanto prima non abbiamo seguito il cambio, nel senso che non abbiamo menzionato Esce chi è entrato. Musu adesso. Esatto, e Zaninelli anche, che subentrato nel secondo tempo già tolto. Eh sì, evidentemente un problema fisico. Però visto si è un po' arrabbiato con Balsamo, forse non voleva la sostituzione in questo finale. Leardini col mancino, stavolta impreciso il lancio, quindi rimessa con le mani per il Fracastoro. Zirafa appena entrato con le mani, gittata lunghissima, poi Zampini ha provato a trovare spazi anche lui dove non ce ne sono, poi Spulber ruba il tempo a Leardini, ruba anche il pallone, ma è un professore l'uomo in maglia 8 che poi mette anche davanti il fisico, si fa fare fallo. Che partita è stata Leardini, e poi imita una celebre ormai esultanza per la Serie A. Eh sì, come Moise Ken. Scherza, ma alla fine l'ha portata a casa lui questa partita con il raddoppio e con una difesa impeccabile finora. Che partita davvero del capitano. Adesso vuole... Mostra i muscoli. Sì. Lancio a cercare ma non a trovare Mariani. Poi imbucata tentata da Santinato, si allaccia anche con Landi, si gioca, Landi vuole a dar fastidio a Bissoli che ancora una volta di mestiere torna dal portiere. Già giocato Bissoli per Gallina, di prima da Viviani, solita ottima impostazione con il corpo, trovato ancora Gallina che si è staccato per andare ad attaccare. Mariani sul filo del fuorigioco voleva il pallone, Gallina forse lo ha visto oltre e non gliel'ha data, poi sposta bene il pallone ancora una volta il 20 e torna da Vassena. Fenzi, scambio ancora un triangolo con Gallina, ancora Fenzi, grande lancio, Santinato non trova lo stop ma può ancora arrivare sul pallone, è più fresco ma non riesce ad arrivarci Zirafa, poi alla fine riesce a recuperare il Fracastoro. Adesso giocano sul velluto quelli in maglia blu, si divertono, scherzano e portano a casa questa finale. Anche questo lancio dove c'è Leardini che è in vantaggio, vuole anche prendersi un dribbling, lo ottiene e poi altra pulizia di giocata davvero invidiabile per il capitano. 1-2, rischio, ma alla fine Piccoli riesce a uscire con il pallone, si aiuta con Tosi che vuole imbucare senza riuscirci. E allora rimessa per il Seghetti, mentre come dicevi giustamente tu Matte ci avviciniamo verso la fine di questa partita. Serve forse un miracolo, forse non basterebbe neanche serve forse un gol prima di tutto per il Fracastoro, ma per quanto riguarda il Seghetti non c'è niente di meglio se non giocare, continuare a palleggiare come già stanno facendo dal primo minuto. Con un ruggito prova a esondare in maniera solitaria Passigato, però poi commette fallo dopo che gli hanno scippato il pallone, quindi calcio di punizione Seghetti ancora. Tutta malissimo per questa punizione, allora chance forse per il Fracastoro con Landi che prova ad alimentare, Damoli lì e la toglie di fatto il compagno. Spulber, Zampini prova ad andare, Zampini si mette davanti Piccoli, lotta tra numeri 15, fa fallo forse quello in maglia nera, alla fine si gioca per il vantaggio e Leardini chiude in fallo laterale. Sì, ha sommato i due falli, esatto, più per meno meno e quindi non è arrivato il fischio. Bissoli con le mani va a cercare
l'area di rigore, trova però il solito Leardini che allontana, da Moli verso il fondo, gliela strappa Gallina senza commettere fallo secondo il direttore di gara. Allora palla nello spazio per Viviani, solito controllo orientato a disorientare di fatto l'avversario, poi palla nello spazio anche per lui, grande giocata ancora una volta del 7, Tosi un po' di campo, vuole l'imbucata per Mariani, posizione regolare, spalle alla porta, quindi sponda per Fenzi, vediamo se fa doppietta perché rientra sul mancino! Che mancino di Fenzi che va 3-0 e porta la Coppa a casa! E qui si è inventato una conclusione magica. Opla 0-3 con la botta sotto il 7. Doppietta splendida anche di Fenzi. Abbiamo parlato tanto di Viviani, ma anche lui, anche Fenzi, quasi omonimo, ha trovato la gioia per la seconda volta in questa sfida. Che giocatore anche lui, ottima frequenza di tocco, elegante, accarezza il pallone, poi lo scarica in porta con una violenza impressionante, non può nulla Boezio, 3-0. E tutto è partito da Viviani ancora una volta, che si è girato, filtrante, superiorità numerica al limite e poi conclusione sul palo del portiere con il mancino, una botta, una sassata in rete. E allora probabilmente il Seghetti è una delle squadre da tenere d'occhio per l'Italian Football Cup, tanta qualità, tanta organizzazione e soprattutto grinta in difesa. E a questo punto non vorrei essere nei panni di chi deve scegliere l'MVP, perché doppietta per il 19, partita eccezionale del 7, il capitano Lotto però è stato impressionante, l'abbiamo detto più volte, davvero difficile. A questo punto non ci resta che chiedere magari alle persone collegate da casa, non lo so, è difficile davvero scegliere. Direi che le due reti di Fenzi, però la seconda soprattutto, sono due perle questa sera. Eh sì, due timbri importanti per la partita. Diciamo che nelle pagelle Fenzi è da 9, Viviani è da 9, Leardini da 8 come il suo numero di maglia, oppure gli mettiamo il 9 anche a lui. Certo che Viviani concordo che sia da 8,5-9 e non è entrato nei timbri. Intanto però attenzione a Landi che può entrare in area di rigore, deve sterzare perché su di lui c'è il capitano degli avversari, va in porta senza trovare lo specchio, rimessa dal fondo. Si avvicina il finale di partita, ancora 1-2 giri di orologio, tutto perfetto per i giocatori in maglia blu. Che slide indoor è stata quel recupero di Pizzamiglio dopo l'errore. Fondamentale dopo un minuto, poteva cambiare la partita, adesso un piccolo pericolo. Riesce ad arrivare prima di tutti Gaggia. Lo dicevamo a inizio partita, con i secoli in mano non si fa la storia, però è chiaro che quel momento dopo il primo minuto ha cambiato la gara, l'inerzia. I Seghetti hanno cominciato a giocare con qualità e hanno condotto la gara fino al termine in questo modo, sempre impeccabili. Adesso con le mani Gaggia va a cercare Mariani, va a sponda per Viviani, sterza ancora il 7, anche perché zona tiro, lo fa partire, viene chiuso, poi anche Mariani va in porta e alla fine anche Gallina, forse un tocco con il braccio, si può giocare. Ottimo potenziale intervento del VAR chiaramente. Poi Tosi si allaccia anche con Smulberg che è bravo a non reagire perché forse vuole crederci, protegge il 9, fa fallo Tosi secondo il direttore di gara che è andato dritto sul giocatore, non sulla palla, e allora punizione Fracastoro. Si accendono gli animi in questo finale con il Fracastoro, intanto 3 minuti di recupero. Fracastoro che anche mentalmente fa fatica, non deve reagire soprattutto alle provocazioni e chiudere questa partita. Sono arrivati in finale, hanno condotto, hanno provato ad arrivare fino in fondo, ma hanno trovato sulla strada una squadra più forte, lo possiamo dire. Sì. Serenamente. Tanto Vignola prova a dare un senso a questo finale, prova a girarla il Fracastoro, poi forse un tocco con il braccio. Il 27 in maglia nera, non fischia il direttore di gara, allora occhio perché c'è potenziale contropiede. Gaggia scivola
Poi ha fischiato il direttore di gara. Gaggia è scivolato, quindi non ha subito fallo perché è scivolato lui. Vediamo. Forse rigore? Sì, tocco con il braccio e quindi punizione per Le Seghetti. Fallo in attacco di fatto. Però forse ha qualcosa da rivedere il direttore di gara. VAR, infatti, è così. On field review. Potenziale calcio di rigore, penso, per il Fracastoro, se no non ci sarebbe motivo di controllare. Sì, io ho visto le mani di Spulber in realtà nell'azione in attacco, quindi bisogna capire se prima c'è stato un abbraccio di un difensore delle Seghetti. Comunque vedo la serenità nel volto di Leardini, un po' come a dire dategli pure il rigore, che tanto ormai il risultato è scritto. Ha già il pallone in mano Spinale, è convinto che il tocco con il braccio, anch'io ho visto un giocatore in maglia nera toccarla, però forse precedentemente a questo punto ce n'è stato uno in maglia blu. Sì, c'è stato un rimpallo, non abbiamo visto benissimo, è difficile quando la palla schizza. E può esserci il gol della bandiera, vediamo. Indicazione dell'arbitro. Rigore. Gestualità sinceramente non chiarissima, ma direi che calcio di rigore. Sì, veloce. Esatto. Ha disegnato con le mani un quadrato velocemente il direttore di gara, poi ha indicato l'area di rigore. Ah no, forse no. Vediamo. No. Ha indicato l'area di rigore per il fallo in attacco, per il tocco con il braccio che avevamo visto io e te, Gabri. Esatto, che però era la decisione di campo, quindi forse è un po' confuso sì, tutto. Certo che ci ha ingannato perché esatto. Indicato con il VAR e poi l'area di rigore con il braccio. Sì. Nulla di fatto, si va verso il tramonto di questa partita. Zampini intanto viene messo giù. Si gioca. Ultima manciata di secondi e poi sarà festa per il Seghetti. Peroni ancora gira il pallone. La Spinale che avrebbe voluto calciare quel potenziale rigore che poi non è stato dato. Tocco con il braccio, si gioca per il vantaggio. Spulber la fa passare per Pedret, occhio alla sua velocità. Pedret ha provato il tiro ad occhi chiusi verso la porta, fallo laterale addirittura. E c'è il triplice fischio, la stella più brillante del cielo di Verona è il Seghetti che vince la seconda edizione della Verona Football Cup e allora andrà a giocarsi l'Italian Football Cup proprio qui allo Stadio Olivieri contro le altre vincitrici in giro per l'Italia. 3-0 totale dall'inizio della partita, doppietta di Fenzi, poi Leardini in mezzo, una vittoria schiacciante, meritata dall'inizio alla fine. Quel brivido e poi solo Seghetti. E allora adesso ci sarà spazio per la festa del Seghetti, la premiazione della rosa allenata da Tommasi Elibardi. È stato un piacere per me, Matte, commentare con te, quindi ringrazio Matteo Fezzi per la professionale seconda voce, spero in futuro di poter fare io la tua. Assolutamente, è stato un piacere anche conoscerti e magari alla prossima a questo punto. Grazie, alla prossima a tutti, grazie per averci seguito. Seguiteci anche domani, scusami, è giusto fare una marchetta, diciamo, perché domani sera andrà in scena la Torino Football Cup, la finale chiaramente, e quindi saremo in live proprio su questo canale, quello dell'Italian Football Cup, quindi a domani da Gabriele Dattoli e Matteo Fezzi. Hai perso 100.000 punti. Ma quanto ora hai perso? Santiago la bravo Paolo.
errata corrige perché controordine da parte del coordinamento. Seguiamo giustamente, come merita il Seghetti, in live la premiazione, come vedete la scritta campioni sui nostri schermi, e quindi commenteremo un po' quella che è stata la partita e quelli che sono stati i percorsi, Matte. Sì, alla fine la festa è arrivata e adesso vediamo le classi del Seghetti arrivate qui per seguire questa finale, però c'è comunque un percorso dall'altra parte del Fracastoro di grande livello, quindi onore anche ai secondi che alla fine hanno portato a termine un percorso di qualità fino alla finale con un grande Seghetti e tanti MVP. Sì, sarà veramente difficile sceglierne uno solo, e poi probabilmente sui social della Verona Football Cup troverete sia l'MVP di questa finale che l'MVP della stagione in Verona Football Cup. Probabilmente sarà un giocatore del Seghetti, visto il percorso perfetto praticamente degli uomini che vestono di blu. Giustamente citavi il percorso del Fracastoro, che l'anno scorso in realtà nella fase a gironi fece 4-4 battendo lo stesso Seghetti all'ultima delle 4, che valse il 12° punto, e quindi appunto una perfezione ai gironi. I secondi furono proprio il Seghetti, quindi è un percorso che parte da lontano con delle due squadre, perché poi non riescono ad arrivare in finale nel 2024 per il Maffei e lo Stimate, che tu conosci bene, sì, tra l'altro, che arrivano invece loro in finale, e poi le Stimate andranno all'Italian Football Cup, sono andate all'Italian Football Cup l'anno scorso. Quest'anno si vendicano, tornano forti Fracastoro e Seghetti, ma la più forte è stata il Seghetti. Sì, decisamente, e l'abbiamo visto questa sera in lungo e in largo. Poi adesso la festa con i fumogeni blu dell'istituto di Piazza Cittadella, che non so, per tu che sei di Milano, si trova vicino all'arena di Verona, quindi abbastanza in centro, pochi passi dal centro di Verona. Faccio anch'io i video perché è una bella festa quella del Seghetti. Chiaramente ogni medaglia ha due facce, e quella del Seghetti è chiaramente quella splendente, luccicante, però dall'altra parte sempre di oro si tratta, perché il Fracastoro ha fatto, come abbiamo già detto più volte, un gran percorso. Oggi non sorride, forse addirittura qualche lacrima, perché con un percorso del genere non poter poi alzare la coppa deve avere davvero un sapore amaro. Però io andrei a sottolineare anche la possibilità che hanno avuto queste due squadre di giocare in una cornice di questo tipo, una partita di questo calibro, e adesso la festa del Seghetti ce la gustiamo. Comunque un dato interessante è che tutti e tre i marcatori, che poi sono solo due, Fenzi e Leardini, hanno fatto il loro primo gol in Verona Football Cup. Per Leardini può starci, essendo un difensore centrale, ma per un giocatore della qualità del 19 è assurdo che abbia fatto il primo gol oggi. Poi ha scelto un momento ottimo per farlo, però particolare. Hanno scelto la notte più magica per decidere la sfida. Sì, assolutamente. Diteci, scusate, non so più parlare, forse per l'emozione, in chat la vostra, che partita vi è sembrata, per chi facevate il tifo. Noi vi leggiamo e diciamo poi la risposta, quindi di fatto una nostra opinione sulla vostra. E poi il vostro MVP, perché per noi è davvero difficile scegliere. Dopo quello che abbiamo visto questa sera ce ne sono almeno 3, quindi io consiglierei, ecco, Nardini, Viviani, Fenzi. Diteci il vostro pensiero a riguardo. Tra l'altro 3 giocatori superiori che quasi vanno a mettere in ombra poi l'ottimo Tosi, l'ottimo Santinato, veramente tanta qualità nel Seghetti. Sì, perché alla fine hanno giocato con ottime individualità, ma trovando anche la coralità negli 11, nella rosa, anche da chi è entrato dalla panchina. E allora eccola sui nostri schermi la scritta campioni, con sotto uno stemma molto particolare, molto
mi permetto di dire bello, che comprende tutte le città, quindi Verona, Milano, Livorno, Como, Torino, Napoli, spero di non dimenticare nessuno, se non proprio Verona appunto. E domani sera appunto Torino, chi vince viene qui alle finals. sì, no, in realtà in quel caso no, perché le finals qui sono a 4, sono è la Chiaro, Final Four. Final Four. Esatto, e prima c'è un piccolo playoff tra Milano e Torino, la vincitrice di Milano e la vincitrice di Torino, e Napoli e Roma, la vincitrice di Roma e la Chiaro. vincitrice di Napoli. Chiaro, Verona chiaro. ospita, quindi è già nella Final Four. Chiaro, Como ha vinto l'anno scorso, scusami, concludo, ed è già nella Final Four. Dicevi? Perfetto. Quindi le due, diciamo, città principali del nord si sfidano in un playoff e la stessa situazione avviene per Roma e Napoli, quindi per il centro-sud. 2 di queste 4 arrivano alla final. Tanto Matteo Guardini, e solo Matteo Guardini, ci dice Viviani MVP assoluto. Sì, totalizzante la sua prova. Nel rettangolo verde ha svariato su più fronti in tutti i 100 abbondanti metri del Synergy Stadium di Via Sogare e alla fine sì, ci può stare. Intanto vediamo la coppa esposta con Paolo Pacchera, Gabriele Pandolfi, Ludovico Lombardo, parte dello staff, presidente e vicepresidente dell'Italia Football Cup, e poi Paolo Pacchera, che è un membro importantissimo dello staff di Verona, oggi ospite ai microfoni di Tocco di Classe, il podcast ufficiale dell'Italia Football Cup. Una coppa che brilla così come brillano le stelle del Seghetti. In realtà mi fa un assist poi il piedistallo su cui è sorretta la coppa, ovvero United Game. Che cos'è United Game? Lo slogan ufficiale dell'Italian Football Cup, lo slogan contro ogni tipo di discriminazione. Non è soltanto uno slogan, ma è un vero e proprio quasi stile di vita, che non dovrebbe neanche far notizia, perché dovrebbe essere sempre così, cioè senza neanche bisogno di specificare che La normalità, no? Esattamente, senza bisogno di dover specificare, però invece diventa importante nel momento in cui si verificano determinati episodi, come purtroppo accade in alcuni stadi in giro per l'Italia, non solo nell'Italia Football Cup ma anche in campionati maggiori, e quindi è giusto distaccarsi contro ogni tipo di discriminazione. Ci sono le medaglie, la coppa, e poi vedo qualche trofeo un po' più piccolino, ma non per questo meno importante, che credo sia qualche premio individuale. Sì. L'MVP di serata, l'MVP del torneo, magari complessivamente, essendo giunti al termine dell'edizione veronese targata 2024-25. Esattamente. Poi forse, vedendo quelli che sono gli standard di Milano, poi non so se hanno voluto gli organizzatori di Verona fare lo stesso qui a Verona, appunto dovrebbe esserci anche il premio per il miglior portiere. A proposito di portieri, anche se non è stato chiamato troppo spesso in causa, che prestazione è stata quella di Pizzamiglio? La presa nel secondo tempo con la mano aperta su un colpo di testa, parata che alla fine conta se vai a sommare tutti gli elementi, tutte le caratteristiche del match. Sì, Pizzamiglio ha rischiato magari all'inizio qualcosina, ma poi fatto quel sospiro di sollievo, ha fatto una prestazione maiuscola, come dicevi giustamente tu. Quella parata lì di fatto conferisce definitivamente, secondo me, la vittoria al Seghetti. Ti tiene a galla, mantieni la distanza con l'avversario, porti a casa la partita, e questo è avvenuto stasera per l'Istituto di Piazza Cittadella. Continuano i commenti per Viviani, quindi possiamo eleggerlo allora questo punto, almeno MVP, su YouTube. Esatto, sì. l'MVP di YouTube è sicuramente Giacomo Viviani, che non entra nel tabellino dei marcatori, però è proprio un giocatore per cui si paga il prezzo del biglietto. Di fatto quella classica frase che se fosse stato pagato il biglietto dai nostri tifosi, dai nostri spettatori, sarebbe valso appunto quel prezzo. Suggeriteci altre tematiche. Adesso vedo
chiaramente alcuni che lasciano l'impianto. C'è però ancora l'attesa per la premiazione, qualche foto di rito, qualche pacca sulla spalla. E comunque Verona è la prima città che ospita tutta questa organizzazione per quanto riguarda l'alzata che tra poco arriverà dalle mani di Gianmarco Leardini. Ed ecco lo speaker che introduce i protagonisti del Seghetti. Dicevo, lo stand con la scritta campioni e con lo slogan dell'Italian Football Cup, con il piedistallo che regge la Coppa di Verona. È la prima volta che lo vediamo sui nostri schermi ed è un ennesimo tocco di classe a questo torneo. Eh sì, è tempo di verdetti sia per la Verona Football Cup, per l'Italian Football Cup, ma tempo di verdetti calcistici in tutta Europa, in tutto il mondo. Di solito le stagioni terminano appunto tra maggio e giugno e in questi giorni ne abbiamo viste, ne vedremo ancora. L'Europa League, penso, la Serie A in settimana, la Conference con Betis, Siviglia, Chelsea, poi la finale di Champions settimana prossima. In piccolo è anche bello come momento d'insieme. Fine maggio, inizio giugno vuol dire sempre finali, e infatti è un momento sempre magico anche per il calcio, secondo me, visto che siamo in un torneo scolastico, anche se chiaramente detta così sembra riduttivo, però è chiaramente magico questo periodo, perché si arriva a fine anno, si arriva a fine percorso per i ragazzi di quinta, quindi fine maggio, inizio giugno è sempre un periodo da lacrime, da brividi, per quanto mi riguarda almeno. Sì. E c'è l'incognita Pagelle per noi che non sappiamo a chi dare l'MVP e per i ragazzi chiaramente che hanno giocato volendo un bellissimo anno. Certo, e le pagelle scolastiche. Certo, quello intendevo, sì. Pagelle di questa sera sono sicuramente alte complessivamente anche per il Fracastoro, visto una buona partita, però sicuramente rasentano l'eccellenza, le pagelle diciamo calcistiche delle Seghetti questa sera. Pagelle scolastiche, vedremo, l'incognita, arrivano a giugno per questi ragazzi. Intanto hanno vissuto un momento di spensieratezza e gioia senz'altro non scontato avercela la possibilità di giocare una partita così. Esatto, in una cornice che abbiamo chiaramente elogiato, perché ci mancherebbe, qualcosa di meraviglioso poter giocare una partita del genere qui, ma appunto abbiamo elogiato la cornice, ma forse non ci siamo soffermati abbastanza sul fatto che sì, stiamo giocando nel torneo, nel centro del Verona di fatto, poi in questo caso ci gioca il Verona femminile e parte delle giovanili del Verona, però la cosa assurda è che la finale di un torneo liceale alla seconda edizione appunto del torneo, della competizione, sia già arrivata a questo punto, a giocarsi una finale in un anfiteatro come questo. Sì, e a poche centinaia di metri dallo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Esatto, che adesso il buio non ci permette di ammirarlo, ma in realtà fino a che c'era ancora il sole lo vedevamo bene. Adesso Dusi prende il premio di capocannoniere, penso, perché lui in Verona Football Cup ha 7 reti, sì, è sicuramente lui. però 7 reti nella sua storia, cioè quindi 24 l'anno scorso e 25 quest'anno. Quest'anno si è fermato a 3 anche causa infortunio, quindi nonostante l'infortunio di Dusi il Seghetti è riuscito a trionfare. E il miglior portiere però lo vince Boezio del Fracastoro. Com'è stata la tua prestazione oggi? Sì, nonostante le 3 reti subite ha fatto 2 parate importanti che hanno permesso al Fracastoro di evitare un risultato più rotondo a favore dei giocatori in maglia blu, e alla fine quindi ci può stare. L'MVP, eccolo.
Ed è proprio il most valuable player, il giocatore più di valore per la qualità delle sue giocate, Giacomo Viviani. Ecco le foto per lui. Se l'è meritato alla fine. MVP in semifinale, MVP forse anche questa sera, MVP globale, totale nell'edizione veronese. Poi vedremo anche le finals, perché no? Della squadra che ha vinto la Verona Football Cup 2025, l'Istituto Seghetti, con il numero 1 Gianmaria Pizzamiglio. Ecco Pizzamiglio, il portiere, ne abbiamo parlato abbastanza. Poi Mion, terzino sinistro titolare di stasera. Eccoli, uno alla volta vanno a prendersi quindi le medaglie. Anche il capitano, Leardini. Numero 18 Emanuele Borel. Numero 20 Kevin Gallina. Comunque è abbastanza impressionante questa sfilata del Seghetti, perché oggi abbiamo visto la partita, l'abbiamo vista tutta, qualcuno lo conoscevamo già, però ogni giocatore che dico tra me e me, mamma mia che partita ha fatto. Sì, non c'è un voto sotto il 7. Davvero. Anche Santinato, nonostante a volte abbia peccato un po' di egoismo perché voleva trovare il gol, però la qualità di questo giocatore. Si è avvicinato più volte alla conclusione vincente, gli è mancata, ma alla fine nel complesso anche lui, le geometrie, no, del campo, le geometrie in mezzo al campo delle Seghetti passavano sempre, molto spesso dai suoi piedi. Tanto bella l'immagine, classica, ma sempre bello sottolineare, Leardini aspetta tutti i suoi compagni per battere il 5 e per congratularsi, e poi giustamente andrà a sollevare la coppa di Verona. Eccoci, ci siamo. Tutti i protagonisti del Seghetti dietro la scritta campioni, tutti tranne uno che li raggiungerà, il capitano. Eccoci. Gianmarco Leardini la alza, e allora ancora una volta il Seghetti alza il cielo, una nuova stella per il cielo, scusate la ripetizione veronese, la alza alta Gianmarco Leardini, i campioni in carica per il 2025-26 saranno i ragazzi del Seghetti. Gioco di luci adesso, spettacolo in via Sogare. E allora tutta Italia è avvisata, perché sta arrivando, o meglio dovranno arrivare qui gli avversari del Seghetti per la Supercoppa. Eh sì, le scuole 7 giugno. Le scuole superiori di Verona sono avvisate, perché questa è una corazzata. Eh sì. Tra l'altro leggiamo molto velocemente gli anni di nascita dei giocatori per capire chi probabilmente non ci sarà più l'anno prossimo per il diploma e chi invece ci sarà. Sicuramente a diplomarsi sarà Mion, essendo 2005, molto probabilmente anche Leardini, salvo perdita di anni, e Manzati davanti. e Fenzi, grande protagonista di questa sera. Eccola la coppa mostrata al pubblico. Poi Viviani 2007, Santinato 2007, Gallina anche, Tosi anche, Bissola addirittura 2008, Pizzamiglio 2009, Boner 2007. Insomma, il futuro è dalla loro, e come dicevi tu, occhio al Seghetti anche gli anni prossimi, perché sembrano davvero una corazzata. Viviani rimarrà, e allora ancora una volta grazie a questo meraviglioso stadio, l'Olivieri di via Sagore, no, perdonami, Via Sogare, perdonami, ho confuso le vocali, giustamente il padrone di casa qui mi corregge. E soprattutto grazie a te, Matte, per avermi tenuto compagnia. Le belle parole spese sono chiaramente confermate. Dovete sapere che Matte è una prima voce in realtà, però è stato prontissimo anche la seconda, e quindi magari gli restituirò il favore prossimamente. E allora di nuovo grazie a tutti. Un Grazie saluto. Gabri.